Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Un pullman di linea con a bordo studenti dell'Università di Catanzaro e della Calabria ha preso fuoco per cause in corso di accertamento lungo l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio Vibo Valentia. I passeggeri e il conducente sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme si estendessero. Il traffico lungo il tratto della carreggiata sud è stato bloccato per ore. Ma vediamo il nostro servizio. Momenti di paura sulla Salerno-Reggio Calabria questo pomeriggio. Un autobus della ditta Lirosi è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il rogo è divampato sul tratto vibonese dell'autostrada tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo. Inevitabili le code che si sono fermate nel giro di pochissimi minuti, paralizzando la viabilità. Per il conducente del mezzo, che è riuscito a saltare fuori dal pullman in tempo utile, nessun problema, ma lo spavento è stato grande per i 74 passeggeri, per lo più studenti di ritorno a casa per il fine settimana. Il fuoco, sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto tutto l'abitacolo. Drammatiche le testimonianze che raccontano di come l'abitacolo si sia riempito di una nuvola di fumo nero irrespirabile in pochi minuti. Scappati verso la piazzola d'emergenza mentre l'autobus bruciava, i passeggeri sono stati costretti ad andare a piedi all'uscita di Sant'Onofrio, dove c'erano degli autobus d'emergenza. Le valigie sono rimaste lì e tutto è andato perduto. Un'esperienza terribile per chi l'ha vissuta, ma che per fortuna non ha provocato danni alle persone, ma solo tanta paura. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!